Non dobbiamo neanche far morire le nostre città. Questa è la risposta del commercio alle nuove restrizioni anticontagio, uno slogan che racconta lo sconforto di una categoria che fa sempre più difficoltà a credere in un futuro. Vuol dire morire noi come imprenditori, come lavoratori, come imprese, perché questo è un periodo, ahimè, troppo lungo perché possa essere superato. Nel frattempo il nuovo giro di vite colpisce soprattutto i bar che da domani potranno servire al banco fino alle 15, arrivando alla chiusura definitiva delle 18 solo con clienti seduti. Un limite particolarmente penalizzante per chi ha locali piccoli e con poco plateatico. Il servizio al banco è un servizio veloce che tanta gente preferisce. Ovviamente cercheremo di capire anche sul da farsi. I clienti dovranno sedersi e se non ci saranno più posti da sedere calerà sicuramente il guadagno. Nella rassegnazione si cerca di vedere il lato positivo sotto il profilo sanitario. Sicuramente è un modo in più per poter deviare il Covid a attenuare questa malattia che ci sta opprimendo. È un fattore consecutivo del fatto che la gente non ha rispettato nessuna regola e adesso tutti ne pagano le conseguenze. Ma i gestori sono più preoccupati per quello che accadrà nei prossimi fine settimana. Se la gente non può passeggiare, naturalmente non c'è gente. Secondo me no, non vale più la pena tenere aperto le domeniche. Se non fanno arrivare la gente, cosa facciamo? L'ordinanza delle passeggiate è un po' anomala, cioè nel senso non si capisce bene se si può passeggiare o non si può passeggiare, perché è come dire non venite in città e quindi è come chiudere tutto per noi. Situazione estrema che a questo punto molti preferirebbero. Chiudere a metà non ha senso perché alla fine perdi di più. Non è un modo di lavorare, ogni giorno, domani, che si fa, cosa ci dicono, cosa dobbiamo fare. A questo punto era meglio chiudere tutti quanti, eravamo tutti allo stesso piano ed era finita.